Fuochi d'artificio, petardi, candele, fontane luminose, bombe carta artigianali, in tutto 2,5 tonnellate di botti pronti a essere immessi illegalmente sul mercato per festeggiare il Capodanno. I finanzieri della Compagnia di Palmi li hanno scoperti e sequestrati ad Anoia e Delia Nuova in provincia di Reggio Calabria. Le Fiamme Gialle hanno posto tutto sotto sequestro e denunciato 2 persone. Il Consiglio Comunale di Catanzaro sarà presto sciolto e ad amministrare l'ente sarà un commissario che porterà il capoluogo di regione alle elezioni, presumibilmente in primavera. Queste le ultime indiscrezioni emerse sull'affaire delle dimissioni del sindaco Michele Traversa, che vedono anche il Viminale non avallare l'ipotesi della decadenza che avrebbe consentito di mantenere in vita il Consiglio Comunale e la Giunta fino a nuove elezioni. È stata firmata oggi a Reggio tra la Regione Calabria, l'ente provinciale e la Procura della Repubblica una convenzione di percorso formativo e lavorativo per percettori di ammortizzatori sociali in deroga. La Regione era rappresentata dall'azienda Calabria Lavoro. Da questo momento in poi, grazie alla collaborazione, la Procura utilizzerà 70 lavoratori cassa integrati o in mobilità per formarli per eventuali nuovi lavori. Nell'ambito della conferenza stampa per la cattura di Carmelo Gallico, alias Upicu, il latitante di 48 anni dell'omonima cosca di 'Ndrangheta di Palmi arrestato in Spagna, il procuratore aggiunto della DDA Regina, Michele Prestipino, ha tracciato il bilancio 2011 delle operazioni effettuate nel corso dell'anno. Un bilancio assolutamente positivo, quello della DDA, che insieme alle forze dell'ordine reggine ha continuato l'attività di destrutturazione degli apparati delle cosche più importanti del territorio.